È la prima rete quantistica in produzione a livello regionale in Italia. È stata progettata e realizzata da Regione Veneto, CAV, Concessioni Autostradali Venete e Università degli Studi di Padova. È già attiva tra le province di Padova e Venezia con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e l'affidabilità delle comunicazioni digitali. Si chiama VenQCI e si basa su tecnologie della meccanica quantistica per generare e distribuire chiavi crittografiche in grado di proteggere le comunicazioni da qualsiasi tentativo di intercettazione o manomissione. Altissima tecnologia al servizio della cybersicurezza. La rete è composta da 5 nodi quantistici distribuiti tra le province di Padova e Venezia. È un'anticipazione del futuro perché, come voi sapete, con le smart roads le autostrade cambieranno completamente. Come dicevo prima, noi siamo già pronti a questo cambiamento, tranne che per la trasmissione dei dati che non dipende da noi. Quindi CAV, facendo questa operazione, diciamo che ha anticipato fortemente un sistema che permette di avere dei dati sicuri. Perché? Perché per poter andare avanti bisogna avere una rete in cui le comunicazioni fra veicolo e infrastruttura e veicolo siano sicure. Sicuramente un passo in avanti, una tecnologia ancora nuova che oggi presentiamo, che dimostra la volontà di una regione a guardare avanti, insomma, di riuscire a garantire il funzionamento del quotidiano, così come fa ogni giorno la Regione del Veneto nei dati, nella sicurezza, nella produzione di tutto quello che riguarda sanità e macchina amministrativa, ma traguarda a quelle che sono le nuove tecnologie, e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione di un progetto nato qualche anno fa che oggi è un prodotto concreto che mette già in rete 5 nodi, ma che ha l'ambizione di coinvolgere tantissime realtà che sempre di più avranno bisogno di comunicazioni sicure. Questo è un progetto che eleva la sicurezza nelle comunicazioni che avvengono nella nostra regione, e con interlocutori come la regione, CAV e l'università, che hanno delle necessità di autenticare i dati, fare dei backup sicuri, e autenticare dei comandi, e lo fanno ora con queste tecnologie quantistiche che permettono di scambiare delle chiavi che sono sicure grazie ai principi della meccanica quantistica, e che quindi permettono di essere a un livello più elevato appunto nella sicurezza delle comunicazioni.